Commissario, un importante incontro oggi in merito allo sviluppo territoriale del nostro territorio organizzato dalla Camera di Commercio e da Unioncamere. Sì, questo è un progetto portato avanti dall'Unioncamere ed è un progetto finanziato a valere dal Fondo di Perequazione 2021-2022. È un incontro molto interessante anche perché l'ingegnere che andrà a spiegare questo progetto, l'ingegnere Marco Calì, è un consulente di innovazione e quindi accetterà tutti i suggerimenti, tutte le proposte per migliorare questo progetto, perché per la nostra provincia è importantissimo il miglioramento delle infrastrutture, perché solo migliorando le infrastrutture possono migliorare la qualità dei servizi, le imprese ne possono usufruire per migliorare la loro attività. Vorrei fare una battuta: io poco fa nel mio intervento ho detto che da Cattolica ad Agrigento questa mattina ho impiegato un'ora, 38 km un'ora, e quindi già si vede come sono ridotte le nostre strade. Ora una viabilità funzionante, eventualmente una cosa di cui tanto si parla ultimamente, un aeroporto turistico nella provincia di Agrigento, potrebbe dare modo agli agrigentini e provincia di mettere in campo le loro potenzialità che a livello intellettivo, a livello di fattibilità sono immense, però mancando le infrastrutture, mancando un aeroporto magari commerciale che possa migliorare le nostre condizioni, Agrigento è costretta a soffrire ed avere un handicap nei confronti di altre zone d'Italia. Quindi ci aspettiamo che il governo regionale e il governo nazionale possano migliorare queste nostre condizioni in maniera che le nostre imprese e il nostro territorio ne possano usufruire in una maniera congrua. Oggi si parla di infrastrutture nel nostro territorio che purtroppo è carente. Mi riferisco tra le altre cose anche all'Agrigento-Palermo, una strada pessima e molto pericolosa. Ecco, in questo senso il convegno di oggi serve anche a questo. Prosegue l'impegno del sistema camerale siciliano a favore dello sviluppo delle infrastrutture a servizio naturalmente della crescita anche del sistema produttivo della nostra isola. Dopo la presentazione del libro bianco da parte di Unioncamere Sicilia, ora ci sono questa serie di appuntamenti nelle varie sedi delle Camere di Commercio siciliane per presentare una proposta di piano strategico da stavolta poi presentare nei confronti di coloro i quali possono progettare e finanziare queste opere per migliorare il sistema dei trasporti in Sicilia. Naturalmente con riferimento proprio alla provincia di Agrigento noi sappiamo quanto si sconta l'isolamento della nostra provincia rispetto al resto della Sicilia e anche rispetto al resto del Paese, una condizione di emarginazione che penalizza non molto il sistema imprenditoriale. Ecco, oggi questo tavolo di confronto serve anche a raccogliere delle indicazioni da parte di coloro i quali sono particolarmente interessati allo sviluppo di questo territorio affinché si possano raccogliere queste indicazioni e rappresentarle a chi poi può consentire di mettere in pratica dei finanziamenti e dei progetti per risolvere questi problemi di isolamento. Assessore Cantone, lei ha voluto partecipare oggi come rappresentante del Comune di Agrigento. Si parla di infrastrutture che purtroppo prendo un esempio tra tutti, l'Agrigento-Palermo, una strada che è diventata pericolosissima. Ecco, quale può essere l'apporto che il Comune dà e cosa può trarre anche da momenti di incontro come questi? Intanto faccio un plauso alla Camera di Commercio di Agrigento che organizza sempre interessanti iniziative. Il Comune di Agrigento non poteva essere assente oggi a questo focus che si fa sulla situazione, sulle criticità delle infrastrutture. La nostra è una terra carente sotto tutti i punti di vista delle infrastrutture, dal punto di vista stradale, si parlava anche dal punto di vista idrico, si parlava anche dal punto di vista dell'agricoltura, della banda larga, insomma tutte queste cose che sicuramente sono carenti.
Nel mio intervento che ho appena terminato poco fa, ripeto il nome per conto del Comune di Agrigento, evidenziavo la mia fiducia però in questo periodo, in questa amministrazione, nella collaborazione degli enti, soprattutto l'ente regione, che avendo trovato la capitale della cultura nel 2025 Agrigento, essendo stata designata Agrigento, sicuramente la ritiene meritoria di alcune attenzioni particolari. Quindi la mia fiducia sta proprio in questo, è il momento buono affinché noi operatori in ogni settore facciamo da stimolo nel produrre progetti e nell'evidenziare criticità e soluzioni per risolvere le stesse, per poter migliorare questa nostra terra che ahimè è ancora martoriata.